Io insieme ai miei colleghi di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte ci siamo incontrati, ci stiamo incontrando anche in queste ore per verificare quali misure dovremo disporre a partire dal prossimo inverno. L'emergenza Covid non ha fermato la lotta all'inquinamento dell'aria che vede le regioni del nord dialogare su misure e ordinanze, anzi per certi versi proprio il virus ha dato nuovi elementi. Su tutti il fatto che nei mesi dello stop i livelli di PM10 non sono diminuiti, a dimostrazione che il traffico veicolare incide poco sul dato complessivo, a confermarlo anche l'ARPAV del Veneto. Dal punto di vista nostro, del Veneto, noi rileviamo che il rapporto è 1 a 3, cioè se riduciamo il traffico del 60%, l'inquinante collegato al traffico si riduce del 20%. Un dato non trascurabile se si pensa che il 1° ottobre dovrebbe scattare lo stop ai diesel Euro 4, una questione che riguarda tantissimi automobilisti ed è molto pratica. Adesso dovremmo dire ad altri cittadini, milioni di cittadini, di tenere le auto ferme anche dal 1° ottobre in poi, in una situazione in cui non hanno la possibilità economica di sostituirla. Quindi stiamo valutando una proroga di questa scadenza, quindi non dal 1° ottobre di quest'anno, ma dal prossimo anno. Di contro, lo studio mette in luce il ruolo del riscaldamento domestico e la necessità di intervenire sulle caldaie, cosa che il comune di Treviso sta già facendo. Ci siamo allineati alla provincia perché i due bandi sono sovrapponibili, quindi un cittadino di Treviso può prendere sia il contributo del comune, sia parallelamente da quest'anno anche il contributo della provincia. Resta il nodo degli ecobonus, ancora non è chiaro se contributo comunale e agevolazione fiscale sono cumulabili, si attendono chiarimenti, ma per Manera resta una domanda. Se un comune come il comune di Treviso riesce a fare un finanziamento per le caldaie, se la regione, la provincia riesce a farli, ma è possibile che uno Stato centrale che sapeva che il lockdown sarebbe finito e che la tematica ambientale è una tematica così importante e che può legiferare, perché noi non possiamo legiferare come comune, possibile che non poteva organizzarsi per tempo. Nel frattempo in regione è tornato a riunirsi il comitato di indirizzo proprio con gli assessori all'ambiente dei comuni capoluogo, anche perché il Covid-19 non ha certo fermato le PM10.